man's world. Bene raga, ciao a tutti del Cupendone veneziano. Allora, Football Manager, ragazzi, semifinale d'andata. Siamo a Wembley, è partita secca la semifinale di FA Cup. Oddio, vaneggio comediano, non mi ricordo. Forse sì, cazzo, perché in Capital One è andata di ritorno, forse in FA Cup no, vabbè, insomma. Noi giochiamo per vincere, siamo una super titolare, questa squadra che mi sta dando grandi gioie. E Fiori, l'altra partita è Barnsley-Arsenal, cioè se vinciamo anche la FA Cup veramente, non lo so. Guardate, della stagione normale sta diventando una stagione devastante, non so cosa dire, Fiori, veramente mi è andata anche di bava che ho azzeccato tutti gli acquisti o quasi. Infatti il prossimo anno forse comprerò un campione magari che magari vuole venire se vado in Champions, però non voglio snaturare la squadra, questa è la mia squadra e godo. Vai Fiori. Vai Fiori. Allora, vediamo un attimo. Ok. Offensivi. Energico. Buona fortuna ragazzi. Vai Fiori. Nottingham Forest, squadra gloriosissima del calcio inglese, ha vinto 2 UEFA Champions League, anzi Coppa dei Campioni. Young Ambigua. Andiamo in finale, cazzo. Andiamo in finale. Beck. Sbaglia tutto Beck. Abbiamo un'occasione più unique che era in francese puro. Occhio, bravissimo Sommer. Bravissimo Sommer. Vai Sommer. Porta a casa la palla Sommer. Kevin. Ocampos. Ocampos. Fuori ma non di troppo. Grande Lucas Ocampos. Dai ragazzi. Sta facendo questa seconda stagione ragazzi. Le stagioni veramente volano. Siamo già al 25esimo. Partita difficile, partita spigolosa. Classica partita spigolosa come indiana. Niente da fare. Finisce il primo tempo. 0-0 a Wembley. Dai che possiamo vincere. Dai ragazzi, crediamoci. E il Coco che ha preso il posto di Werner, incredibile. È un acquisto preso per avere una riserva visto che ha venduto il Benteke. Ragazzi, anche Becchivino e Strottman è una garanzia, mi sta piacendo tantissimo. Un giocatore di quantità ma anche qualità. De Bruyne. E c'è il gol di Leeds! Tom Leeds al 55 e Leeds è avanti. 1-0 Leeds. 1-0 Leeds. 1-0 Leeds. 1-0 Leeds. 1-0 Leeds. Stiamo calmi. Adesso facciamo qualche cambio perché è il Coco. Oggi il Coco non c'è tanto. Buono, non mi passi in cazzo perché sei milanista, comunque siamo tifosi, siamo sportivi italiani. C'è Juve-Lione in questo primo tempo, la Juve non ha sicuramente giocato un calcio meraviglioso, non capisco il perché. Però comunque la bisogna fare per gli italiani in Europa, per i ranking, per tante cose, perché siamo italiani, cazzo. Cioè, io sono abbastanza nazionalista, cioè nel senso l'Italia, anche con tutti i problemi che ha, con tutto quello che è, ma è sempre l'Italia, porca puttana. Adesso però non pensiamo all'altro, pensiamo solo a Football Manager che sono questi i veri problemi della vita. Giorginio, Ocampos la sbaglia al 70esimo. Recupera Young Ambigua ma sbaglia. Brutto errore di Young ma recupera Leeds in maniera splendida, beffarda e autoritaria. Sommer. Beck. Boga. Werner! No, gol di Boga! Alla fine il gol è assegnato a Jerem Boga! Il platini di colore. 2-0 Leeds. Ragazzi, forse si va in finale. Non ho ancora capito se è andato di ritorno, ma penso sia solo partita secca a sto punto. Attenzione De Bruyne Leeds! E sono 2. 3-0 Leeds. Doppietta di Tom Leeds.
Oh, e comunque in ogni caso siamo in finale perché comunque un 3-0 l'andata sicuramente non me lo recuperano. In ogni caso è finale, seconda finale. Potrei fare il double di coppa, no, alla fine se faccio il double di coppa alla fine veramente... Ciao. Ciao, non so neanche pensare. Oh, siamo in finale! Siamo in finale! Grandissimi ragazzi. Penso se ha vinto il Barnsley magari sarebbe... Vabbè, penso che pipponi ragazzi. Pipponi. La prossima è contro lo Stoke, partita difficile, ecco lo Stoke. Partita molto complicata in casa con lo Stoke. No, ma che cazzo. Vediamo un secondo, scusate ragazzi. Partite. La finale... Ah, ancora non si servono ancora a giocare, non andiamo avanti. Diciamo... Questa cazzo di intervista, scusate quando parlo ancora, è proprio tosse nervosa, cioè non ho più tosse quando lavoro, ancora sono a posto, il problema è che quando registro è un po' così perché ho ancora un po' di catarro qua, bloccato. Ok, semplicemente impeccabile. No, no, ecco noi Lise, raga, Lise, Fioi. Lise mi sta diventando, Fioi, il Baresi del Leeds, ragazzi. Mamma mia che giocatore. Conversazione privata, prestazioni, senso superlativo. Grazie mister, bene, dai che diventa mio amico. Molto bene, vediamo l'altra partita. Ti prego, dai Barnsley, fai il miracolo Barnsley. Ti prego, il miracolo, il miracolo, il miracolo, il miracolo. Vince l'Arsenal 1-0, porca partita durissima contro lo Stoke all'Allen Road. Fioi, sempre questa squadra che ormai con gli allenamenti comediani riescono sempre a recuperare in tempo. Fioi, adesso io il turnover mi piace farlo, però quando vedo che la squadra gira faccio un po' fatica a cambiare. Siamo comunque quinti alle 62 punti, Fioi, siamo a un punto con la partita in meno, cazzo. Addirittura il Manchester ne ha due in più. Qua siamo a due vittorie, Fioi. Potrei ancora puntare al secondo posto, cioè cose senza un senso logique, come dicono, cioè come si dice in France. Intanto pensiamo una partita per volta, Stoke City, e dopo ci spariamo anche quella col Southampton, ma altra partita difficile. Arrivano le partite chiave. Partite chiave per il Leeds United che già arrivare, Fioi, già sono in Europa League, già sono felicissimo, certo, andare in Champions è il primo anno di Premier, il secondo anno alla guida del Leeds. Ho fatto veramente qualcosa di importante. Attenzione, stop! Mamma mia, com'è che piove, ragazzi, all'Ellen Road. De Bruyne. Perché è vero, De Bruyne, bogas, che c'è stato un piccolo bonus iniziale di giocatori magari un pochettino più forti per la serie, per la seconda divisione. Ma qua siamo in prima, che la cosa che per esempio a me piace fare è quella di prendere osservatori e preparatori bravi e far sviluppare i giocatori. Ho notato che in questo Football Manager lo sviluppo si vede molto di più, i giocatori crescono molto più velocemente rispetto a una volta, almeno questo è quello che ho visto io, soprattutto i giovani talentuosi. Comunque la prima volta che mi capita che già comunque il secondo anno da una Serie B ho già questi risultati, Bene, 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 Liz. Però stiamo calmi che ancora può succedere di tutto. Tanto però la mia coppetta, la mia Capital One l'ho vinta, sono in finale di FA Cup, quella sì che è una coppa prestigiosa, se vinco quella ragazzi veramente si gode. Strootman, Kevinone, Werner, Ocampos! Lucas! Ocampos! 1-0 Leeds! Dai Fioi. Lees. Strootman. Sbaglia, qua recupera Fucile. Arnautovic, che era il nuovo Ibra, avevano detto, mamma mia. Green. Mamma mia. Ocampos. Mamma mia, cosa sta facendo Lucchetta. Mamma mia, Lucchetta. Tranquilli, siamo in vantaggio. De Bruyne, qualcuno di testa, Lis, mamma mia, Lis in un momento stratosferico.
Oh la 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 la. Dai, 1-0 tenimo botta. Lo Stoke è un avversario veramente insidioso, eh. Dopo il Southampton, ma ancora di più. Dai ragazzi, dai, c'è un attresimo. Dai. Beck recupera Noble, sbaglia tutto lo Stoke, può recuperare palla, Green. No, mamma mia cosa ha fatto il mio portiere, Sommer fenomenale. Traversa e parata, madonna. Tattiche. Jorginho e Tarapt per Boga che oggi non l'ho proprio visto. E Adele ha un po' di Questa stagione di Adele un po' così, una stagione un po' così. Teniamo questo 1-0 con le unghie e con i denti, ragazzi, con le unghie e con i denti. Ocio, Sci. Bravissimo, buttala in curva, buttala in cielo. Occhio. Gol dello Stoke, incredibile. Pazzesco. All'85esimo. Che furto, che furto. Questo è il mio problema in campionato, che ancora pareggio ste partite. Porca, 18 tiri a 9, va a cagar proprio. Siamo quarti a 63 punti. Andiamo contro il Southampton. Vai, fai contro il Southampton, diversi cambi, Grimaldo, Jorginho, Ladri, Tarapt, Werner. Ho fatto un po' di turnover perché sennò veramente i giocatori crepano. Siamo a St. Mary Stadium. Liverpool torna davanti con una partita in più. Sarà dura, però è il quarto posto, cioè arrivare in Champions. Adesso non voglio chiedere troppo a questa stagione. Ecco, l'FA Cup magari, ecco. Vincere le due coppe sarebbe una gioia. Ecco, Ocampo sei assente. Molto bene. Vai ragazzi. Vediamo qua dopo queste due partite. Dopo questa partita si capisce un po' la situazione Champions. Southampton Leeds United. Sommer rinvia. Osvaldo che questa stagione ha fatto tantissimi gol purtroppo. Eccolo là, Osvaldo, bellissimo. Mamma mia che traversa del Southampton. Siamo già al 21esimo, nessuna azione per il Leeds. Dai fioi, dai, porca puttana, ma non possiamo inciampare sul più bello. Almeno il quinto posto voglio consolidarlo, cazzo. Osvaldo, 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 Osvaldo. Rete di Lambert, 1-0. La squadra sta un po' pagando le 1000 vittorie consecutive dell'inizio ritorno. Ho fatto un recupero devastante, però è chiaro che adesso sto un po' pagando. Sto pagando, porca troia. Ho fatto anche un po' di turnover per dare un po' di riposo, ma la squadra è stanca, ragazzi. Tarabt, vaffanculo Tarabt. Togliamo anche De Bruyne e proviamo l'attacco con El Coco.
e Werner. Vai. Dai ragazzi, crediamoci. Davis. Mamma mia, Lambert traversa. No, fioi. La squadra è stanca, mentalmente soprattutto. Dai, fioi, proviamoci, almeno il pareggio. Inter Southampton è padrone del gioco. Osvaldo, gol. Cosa ha fatto il mio portiere, fioi? Una parata senza senso, da quanto bella. Doria per un miracolo, manca un pareggio, fioi, non stiamo proprio a perderla. Ladley, Jorginho, ma che tiro è, Grimaldo, ma che tiro è. Gol di Osvaldo, 2-0, partita chiusa. Male, questa sconfitta non me l'aspettavo. Vabbè. Beh, ce lo sapevo, Southampton e Stoke sono due squadre rognosissime. Gol, mamma mia. Vabbè. Sono un po' incazzato, ma va bene. Non possiamo chiedere di più a sta squadra. Questo Leeds ha fatto cose mostruose per adesso. Cioè, la Champions League sarebbe una cosa in più. È chiaro che però un po' mi secca, perché arrivare in Champions sarebbe un sogno incredibile. Werner, Strootman, Werner, bello, un tiro eccezionale. Finisce 2-0, buona vittoria del Southampton. Brutta sconfitta per il Leeds United. Siamo quinti, 63, più 4 sul Southampton, dai. Raga, un saluto del comandone veneziano. Il sogno Champions è un po' più lontano, però ragazzi possiamo vincere l'FA Cup. E dopo la Capital One sarebbe il double di Coppa. Raga, un gollissimo, gol di te. No, gol annullato al 60esimo. Peccato, porca puttana, niente da fare. Che due coglioni, madonna. Assolutamente la Juve deve andare in semifinale. Da milanista, forza Juve. Vabbè, comunque raga, un saluto del commendone veneziano, fanculo Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.